Amici bellini miei, forse è meglio che studio la radio che la da parte. Aspettate un attimo. Molto meglio, molto meglio. Allora ho aspettato come al solito e meno male che ho aspettato perché vi posso dare la notizia bella. Cominciamo. Allora, con la calma che ci contraddistingue, Alessandro Greco, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Ricordo a tutti quelli che lasciano il like di lasciarlo e di muovere l'algoritmo, perché tra un po' ci saranno delle novità sul canale, nuovo nome, poi chiederò una mano a tutti gli amici grafici per fare un logo simpatico, insomma vediamo un pochino. Questo sono affezionato, però non lo so, ci rifletterò. Tutti gli amici abbonati mi stanno dando dei consigli, ho delle idee, insomma, per quanto riguarda il colore e poi la forma, lo stato, la cosa, insomma, azzurro fluido, ma vediamo tranquillamente. Oggi è stata la giornata dove ha parlato Koulibaly, che ha parlato secondo me ieri, e quindi dobbiamo parlare un pochino di queste dichiarazioni che vanno analizzate bene per capire un pochino quello che sarà il futuro del capitano, perché praticamente il capitano parla, direi, da capitano, quindi affrontiamo bene le sue parole e ci spostiamo sempre un pochino da questa parte. E mi faceva piacere, dato che escono le parole e sono tradotte, perché è un'intervista alla BBC, non viene multato, ma mi faceva ragionare l'amico Mauro. Probabilmente questa intervista è stata concordata, se sono concordate le interviste con la società, che lo sa, non rimane spiazzata, non c'è multa, può essere pure la qualità delle parole dette. Comunque leggiamo: a Napoli c'è molto amore, i tifosi mi apprezzano, è fantastico quando uno è il tuo nome, sono cresciuto lì, i miei figli sono nati lì, un legame speciale con i napoletani che sono anche i primi tifosi del Senegal. Ho ricevuto tanti messaggi quando abbiamo vinto la Coppa d'Africa. Ecco, qui mi piace sottolineare questa cosa perché io mi sono emozionato, ricordo la reazione della community quando il Senegal vinse la Coppa, facemmo dei video dedicati. Ecco, sentiamoci anche noi parte di questa cosa bella. Ecco, io chiedevo cose belle da parte del Napoli, questa è una delle cose belle che abbiamo fatto noi, far sentire a un giocatore senegalese che il suo tifoso napoletano è felice per la vittoria del Senegal. Credetemi, sembra poco, ma sposta nella mente di un giocatore che magari si sente due volte apprezzato. E poi c'è un passaggio secondo me importante, quindi abbiamo fatto brava la community e bravi noi a sottolineare queste vittorie, perché poi la vittoria è importante, le coppe sono importanti per i giocatori, i soldi sì sono importantissimi, ma poi vincere per loro è importantissimo, quindi non potendo vincere col Napoli, e almeno vincere così, ha potuto festeggiare anche con il napoletano, e questo è bello. Il futuro Napoli, perderemo alcuni giocatori, altri se ne andranno perché hanno il contratto in scadenza, ci saranno alcuni cambiamenti, ma so che il Napoli farà di tutto per lottare per lo scudetto. Frase fatta, frase che fa il paio con la frase presidenziale, e ci siamo. Perderemo alcuni giocatori, ecco, è diversa dalla frase alcuni se ne andranno in scadenza. Per esempio, sappiamo che perdiamo Insigne, e quindi questo è uno di quelli che se ne va in scadenza. Abbiamo ancora il dubbio, perché ce lo dobbiamo portare fino al 30 giugno, il dubbio Spina, il dubbio Meret, ma qui non c'è problema proprio. Abbiamo confermato però quello che era in scadenza Juan Jesus, abbiamo confermato anche Issa, però perderemo alcuni giocatori, e qua dobbiamo chiederci se si riferisce a Politano, che è quello che praticamente è sul mercato, possiamo dire ufficialmente, dopo le dichiarazioni del suo procuratore e dopo le dichiarazioni del giocatore, che viene poi anche multato a quanto ci fanno sapere, quindi effettivamente là però è pure un problema, perché può essere pure che si abbassa il prezzo se sai che un giocatore è fuori rosa. Dobbiamo ragionare su Fabian, perché adesso su Fabian ci sono molte voci, troppi rumori insistenti sulla Juventus, che non so se se lo può permettere. Dicono che si devono liberare prima di Rabiot per far entrare un altro centrocampista, questo non lo sappiamo, però pare che stiano chiudendo Pogba, quindi lì c'è da ragionare, ci sono tante spese, e non so se un giocatore che va in scadenza l'anno prossimo può essere oggetto del mercato, perché
tutte queste storie che si stanno dicendo, un Fabian che se non rinnova può andare in una situazione tipo Milik dove praticamente non viene utilizzato, secondo me è un autogol pericoloso e non lo so effettivamente se ci conviene farlo, però scudetto non posso dire di essere totalmente felice. Qua parla un po' come ha parlato Mertens, perché la corsa allo scudetto è stata importante. Non siamo riusciti a ottenere i punti che ci servivano per vincerlo, i tifosi erano dispiaciuti, avremmo voluto regalarglielo, è un peccato e fa davvero male, potevamo fare meglio, ma siamo contenti per il ritorno in Champions. E sposo al 100% le parole di Koulibaly. Mi fa piacere sottolineare, leggendo proprio l'intervista dalla BBC Sport, dal sito, andando a vedere un pochino anche quella che era in inglese, più o meno ci siamo. C'è solo un passaggio in più che ha sottolineato anche l'ottima Anna Trieste, quando dice sì, c'è un sacco di amore, bla bla bla, mi apprezzano moltissimo, faccio del mio meglio sul campo, quando giochi tutti gridano il tuo nome, il supporto eccetera eccetera, il supporto, ho ricevuto un sacco di messaggi, ma il passaggio fondamentale è questo qui. Quando giochi per il Napoli, when you play for Napoli, you play for a little country and you must not forget that. They love their football, they love their club and they love their colors. Queste sono parole, lui parla di piccolo paese non come paesino, questo è il passaggio fondamentale quando tu poi vai a tradurre dall'inglese. Country si traduce paese potrebbe essere anche il paesino, ma paese paesino in inglese si dovrebbe dire town, little town, invece no. Koulibaly si rende conto che Napoli, come città, come city, è in realtà il little country, cioè una specie di nazione a sé, uno stato diverso, e quindi lui lo sa. Questo significa essere un capitano che può... vi dovete iscrivere al canale Telegram, mi sa, mi sa che se vi siete dimenticati. No, iscrivetevi, lasciate i like e fate le cose bellissime. Koulibaly sa cosa significa giocare per il Napoli. Questo non basta magari per superare tutti gli ostacoli che in una stagione ci sono, però l'importanza di un giocatore che noi abbiamo sempre individuato in Mertens, che possa dare ai nuovi già quell'impressione, quei piccoli consigli, guarda qui è così, se vai in un bar, se capiti che passeggi per il lungomare ti diranno queste cose, devi rispondere in questa maniera. È importante avere delle figure così. Siamo d'accordo che una mini rivoluzione è necessaria, magari potrebbe anche far bene avere forze fresche eccetera eccetera, però qualcuno, visto che non c'è una figura societaria che lo possa fare, qualcuno che dall'interno dello spogliatoio possa indirizzare i nuovi nella direzione giusta, nel rapporto con i tifosi, è importantissimo. E quindi sotto questo punto di vista Koulibaly si sta, sempre che non succedano cose di mercato, e qua mi sembra che stiamo andando nella direzione che avevamo intuito, cioè che Koulibaly potrebbe restare per un altro anno e poi l'anno prossimo si vede, sperando di poter già assicurarci un sostituto per l'anno prossimo e magari con più tempo a disposizione. È importante. E Koulibaly dice anche: vediamo cosa succederà, we'll see what's going to happen, but knowing that we'll be in the Champions League, sapendo che noi siamo in Champions League, il sapere ci aiuterà a essere preparati properly, fatto bene, in maniera giusta, per la stagione, e quindi dobbiamo essere preparati per quelli che se ne andranno e per quelli che dovranno arrivare. Una squadra che sta in Champions League, ecco, può, nonostante tutte le difficoltà economiche, attrarre alcuni giocatori rispetto ad altri, e questo è importante. Tra i vari giocatori che magari il Napoli ha attratto possiamo sicuramente citare Olivera, che visto quando io ho aspettato un pochino, avendo aspettato un pochino, vi posso comunicare, visto che un amico bellino me l'ha mandato su Instagram prontamente, la community straordinaria, che Olivera Corricchia ha postato una storia dove lui già sta correndo su un campetto e quindi sta rientrando nella forma. Ovviamente è da considerarsi ancora infortunato, però non è una cosa gravissima che abbiamo detto, come avevamo intuito. Lo avremo probabilmente per Di Maro, magari leggermente, senza dover esagerare, senza dover premere sull'acceleratore e fare una preparazione così, ma è un recupero che può fare. Si comincia con Mario Rui, però il terzino, non voglio dire di riserva, ma un terzino da affiancare a Mario Rui, che possa anche scavalcarlo nelle gerarchie magari in futuro, ci sarà. E quindi questa è una delle cose belle
che dobbiamo vedere. Per il resto c'è poco da dire, si è insistito sulla questione della procura, delle indagini eccetera eccetera. Qualcuno ha detto hanno sequestrato tutti i computer, gli iPad, le cose, poi l'avvocato del Napoli ha smentito questa cosa qua, addirittura poi sono uscite notizie quando poi De Laurentiis torna da Los Angeles gli sequestrano il telefonino. Mi sembra un po' una roba un po' fantasiosa, anche perché nel frattempo se tu devi cancellare quello che devi cancellare lo cancelli, cioè veramente mi sembra che stiamo esagerando e sarà tutta una bolla di sapone, abbiamo visto. Certo, essere coinvolti in queste cose non fa piacere, sicuramente, era meglio quando si poteva dire almeno Napoli mai coinvolto, nemmeno come rumore in queste cose qua. Purtroppo siamo coinvolti, poi verremo assolti, prosciolti, tutti questi termini giuridici che come campo ci interessano poco, ma l'importante è che il Napoli stia a posto e che non faccia cose illegali, perché lì poi ci scagliamo prima noi contro la nostra squadra, a differenza di alcune tifoserie, di alcune categorie di tifosi che difendono l'indifendibile pur di difendere la propria squadra. In questo noi siamo molto diversi. Noi siamo capaci di scagliarci contro la nostra squadra se non ci fa piacere qualcosa che vediamo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere la vostra, ma insomma Koulibaly, secondo voi con queste dichiarazioni ci ha confermato che sarà il capitano l'anno prossimo? Credo di sì, a meno di clamorose cose, però dobbiamo ancora vedere sto fatto del portiere. Io mo insisterò, ma il portiere chi sarà? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok? Non di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.